La sconfitta della candidata leghista Francesca Pilla a San Donà è il frutto del tradimento di Forza Italia secondo il vicegovernatore Gianluca Forcolin, che conta i voti ricevuti dal rieletto sindaco PD Andrea Ceresere e attribuisce agli azzurri il risultato del ballottaggio, chiamando in causa l'ex assessore regionale Renato Chisso, scomparso dalla scena politica in seguito allo scandalo Mose. Leo aveva preso 2.400 voti circa, 1.000 sono arrivati da quell'area di centrodestra che fisiologicamente si sono posti dalla parte della Pilla, gli altri sono andati da Ceresere e quelli da Ceresere li hanno portati i nemici di San Donà di Piave, quelli bocciati dalla storia, ossia Francesca Zaccariotto e Oliviero Leo, che hanno portato sul modello iesolano, il modello tanto voluto dal loro amico Renato Chisso, che è quello del modello Forza Italia PD, e quindi il sindaco Zoggia di Forza Italia con il vice sindaco del PD. Qua volevano fare il rovescio con il sindaco del PD. Dopo aver fatto il vice sindaco di Ceresere e aver di nuovo saltato la barricata, accusa Forcolin, Leo ha scelto ancora una volta di portare i suoi voti al PD, altrimenti ora San Donà avrebbe un'amministrazione di centrodestra. Ho sentito dichiarazioni che da un delirio di onnipotenza del dottor Leo, quando assolutamente incolpa il sottoscritto ovviamente di questa sconfitta. Dico solo che il dottor Leo non è di San Donà, non è domiciliato a San Donà, non lavora a San Donà, non paga le tasse a San Donà, ma è residente in Puglia ed è stato sonoramente bocciato il primo turno con il 12% solamente dei voti contro il 36% della dottoressa Pilla. Quindi non può impartire lezioni. Alle elezioni del 4 marzo la Lega Sandonatese ha dimostrato la sua lealtà verso Forza Italia, ricorda il vicegovernatore, peccato che a parti invertite non sia avvenuto lo stesso. Vale la pena ricordare che l'onorevole Renato Brunetta è per esempio l'onorevole candidato sull'uninominale del nostro collegio. La Lega gli ha portato fino all'ultimo voto, è stato eletto grazie ai voti della Lega, se no lo ricordo sempre si chiamerebbe signor Renato Brunetta e invece è onorevole Brunetta. E questo si era riproposto di portare l'unificazione ovviamente del centrodestra e invece non ha fatto assolutamente niente, anzi proprio non l'abbiamo neanche più visto. Se a questo aggiungiamo appunto che la lista ha portato un misero 3,3% al 10 di giugno, quindi possiamo solo ripartire dalle ceneri ovviamente di questa forza politica.